Siamo nella riserva naturale di Boscofontana, nella palazzina di caccia gonzaghesca che è sede del nostro Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità. Abbiamo scelto, su suggerimento e proposta della sezione di Mantova del CAI, di esporre questa mostra informativa e di approfondimento sul tema del ritorno dei grandi carnivori sul territorio nazionale. La mostra si chiama Presenze silenziose, è una mostra realizzata dal gruppo Grandi Carnivori del CAI e nasce proprio come mostra di approfondimento e di corretta informazione scientifica sul tema ormai all'ordine del giorno, appunto, dell'espansione e del ritorno dei carnivori grandi e piccoli, perché si parla di orso, di lupo, ma anche di altre specie meno vistose come il gatto selvatico o la lontra, che stanno riprendendo piede, nei nostri territori. Innanzitutto la mostra ha avuto come tema proprio il ritorno dei grandi carnivori nell'arco alpino, ma adesso noi assistiamo a un fenomeno di ulteriore espansione e alcune specie, come per esempio il lupo o lo sciacallo dorato, cominciano la loro riespansione, ricolonizzazione da zone in cui erano sparite da decine di anni, se non da secoli, e anche in pianura padana. Noi stessi a Boscofontana abbiamo visto l'insediamento di una coppia di lupi che è qui all'interno del bosco, viene monitorata nelle attività di ricerca del nostro centro. Il tema è di grande interesse scientifico e naturalistico, ma anche di interesse per tutti i cittadini, proprio perché all'interno della mostra vengono non solo descritti gli aspetti della biologia, dell'etologia, delle caratteristiche di queste specie, ma anche approfonditi i temi del conflitto con l'uomo, con le attività produttive, con la pastorizia per esempio, e dei corretti comportamenti che è bene tenere proprio per cercare di evitare, ridurre al minimo questo conflitto, utilizzare delle strategie di prevenzione e in questo modo cercare di raggiungere l'obiettivo ovviamente della convivenza, che magari può essere visto come un obiettivo difficile, ma in realtà è da perseguire. Lo scopo del nostro centro, così come quello del CAI, è di fornire un'informazione che sia un'informazione tecnica, con dei corretti approfondimenti scientifici, e quindi sia scevra invece da questioni di natura ideologica. Con questo scopo si è pensato all'interno del periodo di esposizione della mostra, che sarà visibile qui a Boscofontana per tutto il mese di maggio, quindi si concluderà il 31 di maggio ed è aperta durante la settimana fino alle 17 e nei fine settimana il sabato solo con orario pomeridiano, quindi dalle 14 alle 18, e la domenica invece con orario continuato per tutta la giornata dalle 10 alle 18. All'interno di questo periodo di esposizione della mostra si è pensato di dedicare un pomeriggio, e sarà per esattezza il 17 di maggio, a una piccola conferenza, un incontro informativo proprio sul tema del ritorno del lupo e sul tema del ritorno del lupo anche nel territorio mantovano.